movimento dei pastori sardi ha anche dei cartelli. Ma chi è questo Dotto Meloni? Chi è? Chi è se? È il presidente del consorzio del pecorino romano. Ah, ecco, allora non è Dotto solo il presidente, è anche il controllore del consorzio. Ah, ho capito, grazie. Così come potete vedere, compari Perluigi Pinna, questo Totto Meloni che praticamente stanno contestando il movimento dei pastori sardi, sono delle persone chiaramente che hanno a cuore il fatto di poter rivendicare il giusto pagamento del litro del latte, che non sia più un'ingiustizia per tutte quelle persone che lavorano in questo settore. Come potete vedere sono migliaia di persone a fare questo e queste persone sono scese perché veramente ci sentono con il cuore e con l'anima. Potete vedere c'è anche una contestazione della Coldiretti, dice è venuta a Moncale Coldiretti, Sardegna, però dopo decenni di inefficienza, connivenza e collateralismo, occupando solo poltrone e portando tutto il sistema agricolo alla rovina. Ne danno il felice annuncio al Movimento dei Pastori, le zecche verranno a Cagliari il 14/9/2010 che sarebbe oggi, seppelliscono la Coldiretti.